furgone in strada Ovest, non ce l'ha fatta la 38enne Giulia Mauri. Il dolore dei genitori, ci è capitata una cosa troppo grande, dicono, aperto un fascicolo per omicidio stradale e disposta l'autopsia. È mancato questa mattina il leghista trevigiano Giampaolo Dozzo, colto da un malore improvviso nel giardino della sua abitazione di Quinto. Era stato parlamentare e sottosegretario della Lega. Il ricordo commosso dei compagni di tanti anni di militanza politica, aveva sempre il consiglio giusto. Ci mancherà, ai funerali probabilmente venerdì pomeriggio. Ergastolo per Sergio Miglioranza, il 73enne accusato di aver ucciso la moglie ed un'amica che viveva con loro, appiccando il fuoco alla casa, impassibile durante la lettura della sentenza. Parlano per la prima volta i genitori del 38enne di Vigonza, in carcere per aver ucciso la compagna Giada Zanola. Ci pare impossibile che lo abbia fatto, ma se è così deve pagare. La tragedia del Natisone, la mamma di Patrizia, mia figlia morta in diretta, nessuno l'ha salvata. Oggi la camera ardente, le 2 ragazze vestite da sposa, inchiesta contro ignoti. Sciopero e presidio davanti al Cafoncello dei lavoratori della ristorazione collettiva, alla base della mobilitazione, al rinnovo del contratto nazionale, condizioni al ribasso e stipendi insufficienti. Un'estate di eventi nel nome di Tiziano, dal 6 giugno al 3 settembre, un calendario fitto di iniziative storiche e culturali in Cadore, sulle Dolomiti, fino a spingersi a Vittorio Veneto. Il telegiornale di Treviso, buonasera, ben ritrovati in diretta come sempre. Partiamo con questa edizione con il sondaggio di Ring di questa sera, che è dedicato al weekend di elezioni che ci attende. Rischio astensionismo, andrete a votare, è il quesito che vi pone la puntata di Ring di questa sera. Partecipate come sempre utilizzando i contatti che vedete in sovraimpressione, una telefonata per il sì, una telefonata per il no. Il voto ovviamente è sempre gratuito, l'esito del sondaggio in onda questa sera a Ring. E noi partiamo con la storia tragica della giovane travolta dal furgone in strada Ovest, Giulia Mauri. Purtroppo non ce l'ha fatta, è morta questa mattina all'ospedale Cafoncello. I genitori si sono chiusi nel dolore. Sul corpo della ragazza, della donna, è stata disposta l'autopsia e tanta commozione anche alla palestra Rembucan, dove Giulia aveva coltivato la sua grande passione per il karate fino a diventare cintura nera, terzo dan. Non ce l'ha fatta Giulia Mauri, la 38enne travolta da un furgone in strada Ovest e scaraventata nel Botteniga si è spenta all'ospedale Cafoncello di Treviso. Troppo gravi le ferite riportate nel terribile incidente, un destino crudele, una serie di coincidenze sfortunate hanno fatto sì che si trovasse proprio in quel punto di Viale della Repubblica, poco oltre l'incrocio con Via Pisa, nell'istante in cui il furgone fuori controllo l'ha travolta. Giulia stava andando a casa dei genitori in bici, ma era tornata indietro a prendere le chiavi che aveva dimenticato in ufficio e a casa di mamma e papà non è mai arrivata. Nella villetta di via Santa Bonavecchia i genitori sono chiusi nel dolore. Troppo grande quello che ci è capitato, dice la mamma prima di rientrare in casa, ed è l'intera comunità che si stringe a papà Renato e mamma Paola, che hanno perso la loro unica figlia, una ragazza stupenda, dicono tutti coloro che la conoscevano, laureata in lettere, lavorava in uno studio professionale in città. La sua grande passione era il karate, cintura nera, terzo dan, una passione coltivata nella palestra Rembucan, dove ha lasciato un vuoto incolmabile. Sotto l'aspetto tecnico era stupenda, ma sotto l'aspetto umano era eccezionale. Raramente ho visto persone come la Giulia. La Giulia ce la porteremo per sempre dentro, per il suo sorriso e per quello che riusciva a illuminare tutto attorno a sé. Era veramente una persona speciale. Ci mancherà tanto. Intanto continuano le indagini sul tragico schianto. Stamane i sommozzatori dei vigili del fuoco sono tornati sul Botteniga ed hanno recuperato la bici di Giulia. In procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La polizia locale sta portando avanti tutti gli accertamenti che potranno far chiarezza sulle cause della tragedia e sul perché il furgone abbia invaso fuori controllo la pista ciclabile. Tra le ipotesi quella che il 22enne autista abbia avuto un malore, ma non è esclusa la distrazione o il colpo di sonno, attesi anche gli esiti degli esami per capire se il giovane fosse alla guida dopo aver assunto alcolici o sostanze stupefacenti. Una tragedia che ha profondamente colpito la comunità trevigiana, che oggi si stringe attorno alla famiglia di Giulia.
Le ortensie rosa sulle transenne che delimitano il Botteniga dopo che il parapetto è stato sfondato dal furgone finito nel canale trascinando nella folle corsa Giulia Mauri. È un mesto pellegrinaggio sul luogo della tragedia, quello dei residenti nel quartiere che gravita tra Strada Ovest e Santa Bona. Abito qui vicino, quindi sono andato a vedere la cosa così sfortunata di una ragazza che conosciamo oltretutto. Quindi mi sono solo dispiaciuto. È pericoloso non solo per i giovani ma anche per i bambini, questo poteva succedere anche tranquillamente ad un bambino. E la cosa che dispiace è che è sempre questione di secondi e cambia la vita delle persone, le persone perdono la vita, purtroppo. C'è chi conosceva Giulia di persona, chi solo di vista, ma l'incidente ha scosso profondamente l'intera comunità. È una grande perdita perché non ce l'aspettavamo e ci dispiace per tutto il quartiere, anche perché si sono veramente preoccupati tutti. E tra i testimoni oculari della tragedia l'ipotesi del malore del conducente è quella prevalente. Anche perché ha colpito uno specchietto di un furgone passando a fianco, insomma avrebbe fatto una reazione sicuramente, un ragazzo di 22-27 anni quello che è, e avrebbe sicuramente frenato. Io ho parlato con il ragazzo perché appena è stato soccorso l'abbiamo seduto a terra e il ragazzo ha detto io sono stato male, mi sono svegliato che ero già in acqua. Profondo cordoglio alla famiglia di Giulia Mauri da parte della politica cittadina, le condoglianze del sindaco Conte a nome dell'intera comunità. Ci stringiamo nel dolore attorno alla famiglia perché l'appuntamento col destino per questa ragazza è stato davvero crudele nelle modalità e anche nelle dinamiche che sono ancora ovviamente al vaglio delle forze di polizia, però insomma lasciamo lavorare perché si faccia chiarezza sulle dinamiche. Mi unisco alle condoglianze per la famiglia, per i suoi cari, per gli amici, la comunità, lo sport. È una ragazza sicuramente anche attenta alla comunità nel mondo sportivo, quindi è una notizia davvero tragica, una fatalità purtroppo, e su questo non possiamo che esprimere la nostra più ferma vicinanza. Lega, Liga Veneta in lutto. È scomparso questa mattina Giampaolo Dozzo, colto da un malore mentre stava lavorando nel giardino della sua abitazione. Era chiamata sua moglie, se era sentito mai. Era chiamata sua moglie e dopo ha fatto un massaggio in casa mia moglie, nella corsa. Ha fatto un po' di massaggio, ha caribata un cuore. E dopo non era più battuto. Il cuore di Giampaolo Dozzo, militante storico e fondatore della Liga Veneta, ha smesso di battere alle 11 di mattina nel giardino della sua abitazione, dove si trovava sopra ad una scala per tagliare la sua siepe, poi il malore. La moglie Isabella corre a cercare aiuto, chiama i vicini. È la moglie di quest'uomo a precipitarsi per praticare il massaggio cardiaco. Il cuore riparte e poi si ferma. Nel frattempo arriva l'ambulanza. I sanitari del 118 cercano di rianimarlo, ma per Dozzo non c'è più nulla da fare. Aveva 69 anni, da tempo soffriva di cuore, 15 anni fa il primo infarto. Questa mattina in casa c'erano tutti, la moglie, il figlio, i nipoti. Papà era una persona riservata, così il figlio ci chiede di allontanarci. Una notizia che in pochi minuti si sparge tra i vicini e arriva alla vicina trattoria Il Cavallino. Questa è una notizia abbastanza incredibile, nel senso che io ho sempre visto lui molto attivo, usciva sempre di casa, faceva anche la sua corsetta. E è sempre molto gentile, dando del lei, contento quando vedeva i bambini, anche sua moglie ogni tanto ci ha invitato in casa per farci vedere il bel giardino che hanno sul Sile. Giampaolo Dozzo era un leghista della prima ora, aveva lavorato prima al mobilificio d'Alzilio di San Cassiano di Quinto e poi per il Favero di Montebelluna, una lunga carriera nel movimento iniziata da consigliere comunale a Quinto, dalla Marca a Roma, Montecitorio, dove è deputato, poi sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali nel governo Berlusconi. La sua Lega sarà l'unica a votare contro il governo tecnico di Monti nel 2011. L'unico partito come sempre che ha detto no, siamo noi della Lega. Eccolo alla festa della Lega, era il 7 settembre 2012, qui dopo le dimissioni di Monti. Noi siamo stati all'opposizione per un anno, abbiamo fatto le nostre proposte, però
Questa, diciamo, è una buona notizia per tutti i cittadini. Le dimissioni del Presidente Monti è una buona notizia per tutti i cittadini, una buona notizia appunto per Natale. Capogruppo della Lega in Parlamento e commissario per la gestione della Liga Veneta durante la fase delle elezioni regionali. La sua corsa parte al fianco di Umberto Bossi. La delusione dopo anni di militanza con la Lega guida Matteo Salvini, che lo spinse a non rinnovare più quella tessera datata 1983. E c'è l'ufficialità dei funerali, saranno celebrati venerdì alle 14:30 nella chiesa di Quinto. Riusciamo a mostrarvi anche l'epigrafe, sarai sempre nei nostri cuori, si legge: il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 5 alle ore 18 nella chiesa di San Giorgio. Ed era tra i più delusi della svolta salviniana della Lega proprio Giampaolo Dozzo, una delusione maturata negli anni, come ricorda chi è stato cresciuto da lui politicamente. Ascoltiamo un po' di voci. Mi si avvicina, mi appoggia la mano sulla spalla e mi fa: Beppi, ho saputo che ti hanno nominato assessore, mi raccomando, comportate bene perché Treviso è importante per gli altri. È Beppi Basso il primo a venire a sapere della morte di Giampaolo Dozzo, ricorda l'amico con commozione, una guida fondamentale per chi come lui ha mosso i primi passi nel Carroccio. Appena entrato in Lega ero giovane allora e lui era già un veterano, era uno che dava consigli utili a noi giovani e poi era sempre presente, ma mai prevaricando le singole persone. Era critico, racconta, della Lega di Salvini, ma mai polemico. È stato lui questa mattina ad avvisare gli altri: Giancarlo Gentilini, Giampaolo Gobbo, Dimitri Coin, Gianangelo Boff. Per noi giovani della Lega parlare con Giampaolo Dozzo era come parlare con un cardinale, e lui invece venne a parlarmi come un normalissimo militante, e molte delle cose che conferimmo assieme quel giorno le porto ancora come un bellissimo ricordo di Giampaolo, una persona silenziosa, una persona che è sempre lontana dalle polemiche, ma che comunque era un grande del nostro movimento. È stato un vero pilastro della storia della Liga Veneta prima e della Lega poi, così Luca Zaia, che lo ricorda come referente della sezione Godega di Sant'Urbano. Con lui perdo un amico, scrive, un signore, un galantuomo con la schiena dritta. Di uomo dal grande equilibrio parla l'ex sindaco ed ex segretario nazionale Giampaolo Gobbo. Tantissimi anni di lavoro fatto assieme per il movimento e per la politica e i cittadini. Una persona stimabilissima, una persona di grande equilibrio e quindi un vero amico e un vero collaboratore. Ancora incredulo è il sindaco Mario Conte, erano insieme sabato a tifare la Benetton Rugby allo stadio. Una colonna portante del nostro partito, una persona che ha dato tanto e ha insegnato tanto e soprattutto è sempre stato un esempio di buona politica, di buon amministratore e una persona assolutamente leale per bene. Non ci sono parole, ma solo un grande dolore per tutto quello che ha rappresentato nella mia vita, è il pensiero di Giuseppe Paolin. Ho avuto il piacere di conoscerlo quando ero ancora ventenne, scrive invece il segretario della Liga Veneta Alberto Stefani. In un momento delicato per il partito si è preso cura di noi giovani, ricorda, mancherà moltissimo. Sui social lo ricorda anche il segretario nazionale oggi, Matteo Salvini, che scrive: mi stringo accanto ai familiari e agli amici di Giampaolo Dozzo, un grande combattente per il suo Veneto, per la Lega e per la libertà. Siamo in tribunale ora, il rogo di Castagnole, ricorderete c'è l'ergastolo per Sergio Miglioranza, il 73enne accusato di aver ucciso la moglie, un'amica che viveva con loro, appiccando il fuoco in casa. Le donne sono morte intrappolate tra le fiamme, impassibile l'uomo durante la lettura della sentenza. Giustizia per sua mamma. Finalmente, dopo 4 anni è arrivata. Cosa ha provato? Scusate. Gioia da un lato, ovviamente mia mamma non c'è più, però la soddisfazione che sia stato condannato chi ha fatto tutto questo, per mia mamma ma anche per Franca. Ergastolo e isolamento diurno per 1 anno. Sergio Miglioranza, 73 anni, è stato condannato in primo grado per duplice omicidio premeditato e truffa all'assicurazione. Il 10 giugno 2020, in un rogo devastante a Castagnole, morirono Franca Fava, 68 anni, e l'amica Fiorella Sandre, 72 anni, intrappolate fra le fiamme. Dopo la lettura della sentenza, la figlia di una delle vittime è scoppiata in un pianto liberatorio. Quando ho sentito ergastolo è stata la cosa che mi ha veramente... Scusate.
A lei la Corte d'Appello ha assegnato una provvisionale di 150.000 euro, mentre 100.000 euro andranno al figlio, il nipote di Fiorella. L'uomo rimarrà per ora agli arresti domiciliari. Le motivazioni della sentenza di colpevolezza saranno rese note entro 90 giorni. L'avvocato di Sergio Miglioranza ha già annunciato di ricorrere in appello. È necessario leggere le motivazioni per poi capire qual è il punto che ha fatto convincere la Corte della responsabilità del signor Miglioranza. Sicuramente ricorreremo in appello e è necessario prima leggere la sentenza. Secondo l'accusa, Miglioranza ha impiegato 17 minuti per mettere in atto il suo piano. I periti hanno parlato di 11 inneschi, 9 posizionati all'esterno della casa e 2 all'interno, utilizzando della benzina e dei blocchetti accendifuoco. Poi avrebbe acceso tutto, sbarrando la porta della stanza dove dormivano le donne. Il movente, di natura economica, sempre secondo il pubblico ministero Anna Andreatta, voleva incassare il premio dell'assicurazione sulla casa, le lacrime della figlia di Fiorella, Sandre. Parlo sempre con mia mamma, onestamente. Io ho la foto in cucina, la guardo tutte le mattine e tutte le sere. E oggi, quando sono partita a casa, ho detto: mamma, oggi è la giornata buona, se non altro riposerai in pace. Parlano per la prima volta i genitori di Andrea Favero. Andiamo in provincia di Padova, siamo a Vigonza. Andrea, il 38enne di Vigonza, in carcere per aver ucciso la compagna Giada Zanola, oggi in sopralluogo della polizia nell'abitazione della coppia. Io sono la sua mamma, quindi mi pare impossibile che mio figlio abbia fatto una cosa del genere. Se devo dire. Quando ha sentito la notizia? Devo dire che per me il mondo è finito. Per una mamma il mondo è crollato ed è difficile. C'è solo un bambino di 3 anni, che è l'unica cosa che io devo assolutamente preoccuparmi. C'è tutto l'amore di una madre che non vuole rassegnarsi alle gesta di un figlio, nelle parole di Adriana Tommasin, la mamma di Andrea Favero, il 38enne camionista in carcere per l'omicidio della compagna Giada Zanola, morta dopo essere stata gettata dal cavalcavia vicino a casa. Questa mattina il sopralluogo della Scientifica, nell'abitazione di Via Prati, dove viveva il figlio con la compagna Giada. La polizia ha cercato per ora il cellulare della donna, rimasto attivo fino alle 4 di notte del 29 maggio e che ha agganciato come ultima cella proprio quella della casa di Via Prati. Nel cellulare ci potrebbero essere le foto che Giada si era scattata per immortalare i lividi sul suo corpo. Il papà di Andrea Favero però esclude che il figlio abbia picchiato la compagna. Io non le ho neanche mai viste, sinceramente. A mio figlio non me le ha neanche mai dette queste foto con i lividi, perché io l'avevo visto anche 2 giorni prima, ma mio figlio non aveva, la Giada non aveva lividi. Io non l'ho, sinceramente, credetemi, nel profondo del cuore non l'ho mai vista con lividi. I genitori di Andrea Favero in questi giorni si stanno occupando del nipotino di appena 3 anni che chiede della mamma e di poter giocare con il papà. Adriana Tommasin conferma che il figlio era rimasto affranto dalla cancellazione del matrimonio, ma che non lo aveva mai visto litigare con Giada. Ma io non li ho visti male, se devo dirle la verità. Assolutamente. So solo che è molto affranto, questo sì. Se Andrea ha sbagliato è giusto che paghi per quello che ha fatto. I genitori di Favero nei prossimi giorni chiederanno di poter incontrare il figlio in carcere. Intanto le indagini proseguono. Oltre che all'interno dell'abitazione, nel giardino, le analisi della polizia scientifica si sono concentrate sull'auto C-Max guidata da Andrea Favero la notte del delitto. Gli agenti hanno rilevato qualsiasi traccia all'interno della vettura dove Giada, la notte in cui è stata uccisa, è stata caricata. I poliziotti della squadra mobile hanno cercato il cellulare anche nel pozzo, poi sono entrati nell'abitazione dove sono usciti dopo molte ore con una scatola piena di oggetti sequestrati. L'abitazione alla fine è stata chiusa e posta sotto sequestro. Ed è stato condannato in tribunale a Treviso a 3 anni, 6 mesi un cittadino moldavo di 43 anni accusato di atti sessuali con minorenne. I fatti sono accaduti a Treviso nel novembre del 2012. L'uomo, zio paterno, avrebbe palpeggiato e baciato la nipotina di 7 anni. La procura aveva chiesto una pena di 9 anni ed è stata proprio la piccola a confessare alla mamma: lo zio mi ha toccato. Dopo un confronto con il familiare che ha sempre negato tutto e dopo una visita della bimba dal pediatra, i genitori della bambina hanno deciso di presentare denuncia.
Ed ascoltiamo la testimonianza della mamma Patrizia. Oggi alla Camera Ardente andiamo a Premariacco, siamo in provincia di Udine, la tragedia del Natisone. Camera Ardente aperta da questa mattina, ricordiamo che dunque sono stati trovati i corpi delle 2 ragazze, ma si cerca ancora quello di Cristian. Solo dolore, che non ho la forza di vedere che ha lottato per la sua vita e vedere morta in diretta, che tutti l'hanno filmato e nessuno l'ha salvata, nessuno ha salvato nessuno di loro. È morto in diretta e nessuno l'ha salvata. Sono queste le parole forti della mamma di Patrizia, la ragazza di 20 anni che ha perso la vita venerdì 31 maggio travolta insieme a Bianca e Cristian dalla piena del Natisone, arrivata all'improvviso. Non ha avuto il coraggio di vedere i video, però si chiede se sia stato fatto il massimo per salvare quei ragazzi. A queste domande piano piano le indagini proveranno a dare una risposta. Nel frattempo resta solo il ricordo di una ragazza di 20 anni che amava la vita, sorrideva e sognava di fare l'architetto. Resta anche però la speranza che queste morti non siano state vane. Volevo una giustizia, ormai a me non mi fa né caldo né freddo. L'unica cosa che io preferirei che i nostri bambini non sono morti invano, che magari cambiano un po' le leggi, che sono più pronti a salvare. L'unica cosa, solo quello, che magari più pronti, quando vedi che è in pericolo non aspetti approvazione, non aspetti niente, ti vai lì a salvare le 3 vite. Che non succeda più. Quello che non succeda più, una cosa del genere. Dei soccorsi cosa posso dire? Secondo me si poteva salvare? Secondo me sì, ma lei si poteva salvare anche da sola, perché mia figlia l'ho portata anche a imparare a nuotare, perché ho detto sempre: se vi trovate in una piscina, al mare, devi sempre sapere tirarti a galla. Sapeva nuotare? Lei sapeva nuotare, ma la figlia ha aspettato Bianca che non sapeva nuotare. Sì, che non sapeva nuotare, la sua amica. Allora lei aveva un cuore grande per tutti, allora lei non poteva. Secondo me si poteva fare di più, adesso non troppo presto per dire. Non ho guardato i video perché non ho avuto il coraggio. Io prima foto che ho visto è quella dove sono loro 3 abbracciati, il resto non ho più guardato, che ho visto mia figlia che tenevano le altre 2. Il resto non ho guardato per dire si poteva o no, ma ho visto la foto sui sassi quando era tutto asciutto, che lei con il telefonino in mano, che secondo me è lì che lei ha chiamato, ha capito il pericolo. Forse si poteva, forse era il destino, non so cosa credere, io voglio solo ringraziare chi l'ha cercata, ringrazio Dio che me l'hanno trovata, che almeno posso piangere sulla sua bara e spero che ci dà la forza di sopravvivere per l'altra piccola. Patrizia e Bianca nella Camera Ardente sono vestite da sposa come vuole la tradizione ortodossa per prepararle al loro ultimo viaggio verso il cielo, e intanto torneranno a casa loro in Romania. Resta il ricordo di 2 vite spezzate troppo presto e mamma Micaela si terrà almeno il ricordo della sua Patrizia, nella speranza di trovare la forza per andare avanti e crescere anche l'altra figlia più piccola. Bravissima figlia. Siamo stati orgogliosi di lei era la nostra gioia, il nostro tutto. Lei andava a lavorare, andava a studiare, andava a divertirsi, sapeva dire mamma ti amo, ogni giorno che mi mandava i messaggi su WhatsApp: mamma ti amo, ti voglio bene mamma. Cosa posso dire? Che ho perso la mia figlia e non me lo porterà nessuno, perciò io me lo ricorderò così come era la mia Patrizia. Com'era Patrizia? Una gioia e un angelo. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, tra poco. Il telegiornale di Treviso, ancora buonasera, ben ritrovati. Ripartiamo da Castelfranco con delle attività e dei negozi che sono stati sanzionati, non rispettavano le norme igieniche di conservazione del cibo. È stato trovato anche del sangue rappreso. Partite di cibo scadute, anche da anni conservazione di alimenti e di carne prive di ogni rispetto alle norme igieniche, tra sporcizia e sangue rappreso. Sono solo alcuni degli esiti dei controlli eseguiti dalla Polizia Locale di Castelfranco Veneto, che hanno riguardato bazar, macellerie e saloni di parrucchieri. Durante le ispezioni delle attività della zona di Borgo Pieve, Borgo Treviso e Borgo Padova, gli agenti della Polizia Locale, con l'ausilio del Servizio di Igiene Alimenti dell'azienda sanitaria, hanno inoltre trovato in una macelleria carne
carni esposte nel banco frigo prive di alcun riferimento, tipo di carne, provenienza e prezzo, e mescolate tra loro. Scovato anche nel magazzino di un bazar tra derrate alimentari mal conservate e sporcizia anche un dormitorio con veri e propri letti. Sanzionati esercizi che proponevano al pubblico prodotti di origine estera privi della regolare etichettatura ed indicazione del prezzo. Sempre nella stessa zona, sottoposti a controllo anche alcuni saloni di acconciatura gestiti da cittadini di origine straniera, dove sono state riscontrate carenze dal punto di vista igienico e inoltre in un'attività la gestione data a un prestanome residente a Catanzaro. Le attività sono state segnalate e i responsabili sanzionati. Controlli avvenuti anche dopo le segnalazioni di alcuni cittadini. Ed è stata stroncata anche una vasta attività di spaccio di stupefacenti. Siamo a Crocetta del Montello e Pederobba. Per 2 pusher è scattato il divieto di dimora in Veneto. Numerosi clienti, centinaia di dosi vendute negli ultimi mesi. I carabinieri hanno fermato 2 spacciatori nigeriani di 28 e 31 anni che da inizio anno stavano continuando a cedere dosi di droga. Le indagini dei carabinieri hanno documentato numerose cessioni di cocaina, hashish e marijuana avvenute addirittura negli ultimi 2 anni in maniera organizzata e ripetuta nel tempo. A febbraio il 28enne e il 31enne erano stati trovati in possesso di alcuni grammi di stupefacente, ma la loro attività non si era mai fermata. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati al 28enne una trentina di grammi di marijuana già suddivisi in dosi e un modesto quantitativo di cocaina. Con sé il giovane aveva anche 500 euro in contanti, verosimile provento dell'attività di spaccio. Evade dagli arresti domiciliari, ruba una valigia in treno e tenta la fuga. È stato arrestato un 35enne dopo un inseguimento tra i binari della linea ferroviaria Treviso-Montebelluna. L'uomo nella notte aveva lasciato l'abitazione in provincia di Belluno dove era sottoposto ai domiciliari. È salito sul treno direzione Venezia ed ha rubato una valigia ad una turista statunitense che ne ha segnalato il furto. Il 35enne è stato identificato come l'autore del colpo dagli agenti della polizia ferroviaria di Treviso che dopo aver atteso l'arrivo del treno in stazione lo hanno fatto scendere dal convoglio. Ne è nata una colluttazione fino alla fuga. Intercettato da una volante della polizia è stato bloccato lungo l'argine del Sile. Dopo che lo straniero aveva attraversato Viale Orlan, via Benzi e scavalcato la recinzione del circolo sportivo del dopolavoro ferroviario. Alle spalle il fuggitivo ha numerosi precedenti di polizia. Revocati gli arresti domiciliari, il 35enne è stato portato in carcere a Belluno. C'è stato uno sciopero questa mattina, è un presidio. Siamo davanti al Cafoncello di Treviso a protestare i lavoratori della ristorazione collettiva alla base della mobilitazione e il rinnovo del contratto nazionale. Contratto! È inaccettabile ciò che sta avvenendo a livello nazionale. Alcune aziende della ristorazione collettiva hanno deciso di dare un taglio al tavolo negoziale e hanno diffidato i nostri segretari nazionali e le altre parti ad andare avanti perché vogliono bloccare le trattative. Abbiamo lavoratrici che hanno diritto ad avere un contratto rinnovato. Ristorazione collettiva, mobilitazione nazionale a Treviso, manifestazione davanti all'ospedale Cafoncello con presidio di lavoratrici e lavoratori. Contratto! Siamo qui in lotta perché chiediamo il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, crediamo in un unico contratto per tutti gli addetti del turismo, siamo contro lo spezzatino a ribasso sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici. E chiediamo soprattutto aumenti salariali dignitosi per tutti gli addetti del settore, perché questo lavoro negli ultimi anni è diventato un lavoro sempre più faticoso, sempre meno retribuito, con tagli orari ad ogni cambio appalto e con uno scadimento di tutto il servizio. E le lavoratrici e i lavoratori lo sanno bene questo. Garantiti naturalmente i servizi minimi con la consegna dei pasti ai degenti. L'unione fa la forza. Bisogna unirsi, bisogna pigliarsi, bisogna lottare perché ci stanno portando via tutto. Sciopero! Hanno poco poi da lamentarsi che non si trova gente. La gente ha bisogno di salario, ha bisogno di giornate di riposo, ha bisogno di condividere il tempo di lavoro con i tempi della vita e questi sono assolutamente contro questo sistema qui.
Ci sono stati pesanti disagi alla circolazione oggi prima di mezzogiorno per un camion frigo che dopo aver calcolato male l'altezza è rimasto incastrato con il cassone sotto un sottopasso. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Treviso anche con l'autogru hanno effettuato un primo sopralluogo e predisposto le operazioni per il recupero del mezzo. Sul posto anche personale della ferrovia per verificare il sottopasso che visivamente non presenta lesioni. Siamo alle notizie che arrivano da Belluno e provincia. Partiamo dal trasporto a chiamata. L'ente di governo del trasporto pubblico locale bellunese ha dato il via libera al nuovo servizio flessibile di Dolomiti Bus. Sarà avviato da lunedì prossimo con una sperimentazione a Belluno e a Feltre. Via libera al trasporto a chiamata. L'Assemblea dell'ente di governo del trasporto pubblico locale ha dato l'ok al nuovo servizio flessibile che per il momento partirà in via sperimentale a Belluno e a Feltre. Operatore del trasporto sarà Dolomiti Bus nell'ambito del contratto di servizio e nelle intenzioni dovrà essere migliorativo anche per superare le criticità riscontrate nell'ultimo anno. Trillo, questo è il nome del servizio a chiamata, servirà le aree di Belluno e Feltre estese alle rispettive cinte urbane, quindi andando a coprire i territori di Ponte nelle Alpi, Sedico e Limana per il capoluogo, Pedavena e Seren del Grappa per Feltre. Funzionerà con prenotazione degli utenti che potranno chiamare il bus tramite app o call center e trovarlo all'orario richiesto alla fermata più vicina e sarà di fatto una trasformazione delle principali linee urbane attualmente in servizio. A Belluno saranno utilizzati 3 autobus a 60 posti con pedana per persone con disabilità, 2 veicoli tipo van e altrettanti veicoli NCC in subaffido. A Feltre i mezzi saranno 3, un autobus sempre attrezzato per persone con disabilità, un van e un NCC. Le prenotazioni potranno essere effettuate da 7 giorni fino a 2 ore prima del viaggio. Per quanto riguarda le tariffe saranno di 2 euro per un ticket in area urbana, 2,5 euro per un biglietto nelle tratte delle cinte urbane, ma sono previsti anche abbonamenti appositi per l'estate da 90 euro, validi dal 10 giugno al 31 agosto. Il successo dell'iniziativa ora è nelle mani degli utenti che dovranno comprendere il servizio e soprattutto utilizzarlo. Il nostro tour elettorale a Sedico si conclude con la presentazione del candidato Stefano Deon, sindaco uscente, che si presenta agli elettori con la lista Sedico per Sedico, prima le persone. Quando si è manifestata l'opportunità del terzo mandato, quindi quando il governo ha votato il decreto legge, tanti cittadini, imprenditori e soprattutto il mio gruppo, il gruppo che mi ha appoggiato in questi ultimi 5 anni, mi hanno chiesto a gran voce di ricandidarmi. Insomma, tutte queste sollecitazioni mi hanno stimolato chiaramente a prendere la decisione. 52 anni a dicembre, architetto in libera professione, Stefano Deon scende di nuovo in campo e ritenta il terzo mandato alla guida del comune di Sedico. L'entusiasmo e le idee non mancano, nel segno della continuità amministrativa. Sedico è un grande comune, è un comune che ha una grandissima vitalità, soprattutto dal punto di vista economico. Chiaramente noi abbiamo impostato un grande lavoro in questi anni per implementare una serie di servizi che continuano a migliorare un po' la qualità della vita dei cittadini e noi sicuramente lavoreremo perché i nostri cittadini a Sedico possano vivere sempre meglio. Impegno dichiarato per tutti, per le imprese, le frazioni, per la costituzione di comunità energetiche, per la scuola, le famiglie, i giovani e gli anziani, per il recupero del patrimonio esistente, il volontariato e lo sviluppo del turismo sostenibile e della ricettività diffusa. L'appello agli elettori per il voto dell'8 e 9 giugno prossimi. Stefano Deon e la sua lista rappresentano competenza, serietà, hanno dimostrato capacità di governo. Una lista come la mia che ha sia l'esperienza di chi ha già amministrato il comune in questi ultimi 5 anni e la freschezza, la novità e l'esperienza e la competenza di tante persone nuove che hanno deciso di appunto mettere a disposizione della comunità il loro tempo, le loro competenze, la loro professionalità, fanno sì che non si perda tempo. Dopo le elezioni dal primo giorno si è già lì a lavorare, a portare avanti i progetti e a raccogliere le sfide che ci si presenteranno davanti nei prossimi mesi. Un'estate di eventi nel nome del Tiziano dal 6 giugno al 3 settembre, un calendario fitto di iniziative di alto spessore storico e culturale animerà il Cadore e le sue Dolomiti fino a spingersi a Vittorio Veneto. Torna l'estate tizianesca, edizione numero 20.
Appuntamenti con studiosi e storici dell'arte di caratura internazionale, 8 concerti diffusi, itinerari, laboratori didattici, teatri di cittadinanza, una pregevole mostra dossier. Tutto nel nome del più illustre concittadino di Pieve di Cadore, terra di Tiziano Vecellio, cui è intitolata l'estate di eventi oramai alle porte. L'estate tizianesca incomincia ad essere conosciuta ovunque. Abbiamo questo potere di attraenza e quindi forniamo anche l'occasione di conoscere le Dolomiti. Arte, paesaggio e tradizione per una montagna viva e attraente. Motore dell'estate tizianesca è la Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore con la vulcanica presidente Maria Giovanna Coletti e un comitato scientifico internazionale. Si parte il 6 giugno al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto con lo storico dell'arte Gabriele Mattino, che racconterà gli interventi conservativi più significativi delle opere di Tiziano, sostenuti dall'organizzazione no profit americana Save Venice. E poi gli incontri con gli studiosi della Pala di Francesco Vecellio a Vinigo o sulla rivisitazione ottocentesca di Tiziano, la scoperta del meraviglioso castello di Lusa a Feltre, i concerti organizzati da Dolomiti Sinfonia e una mostra nella casa natale di Tiziano a Pieve di Cadore con la collaborazione della magnifica comunità di 2 importanti opere grafiche di Rubens e Fontana. Quest'ultima tratta dalla tela La battaglia del Cadore, realizzata dal Tiziano per la Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale nel 1513 e distrutta nell'incendio del 1577. La consapevolezza, il fil rouge degli eventi. Perché nei momenti di grande cambiamento la consapevolezza mi fa trovare la strada giusta. È un grande arricchimento per tutto il territorio, inutile dire che la maggior parte degli eventi si svolge proprio a Pieve, che diventa in qualche modo un po' una capitale della cultura in Cadore durante l'estate. La 9ª edizione della Lunga Notte delle Chiese è ormai alle porte. La sera del 7 giugno, con un prologo il 6 a Cortina, le chiese bellunesi saranno aperte al pubblico per un'esperienza unica di arte, cultura e spiritualità attraverso il linguaggio universale della musica. 11 appuntamenti, ma potrebbero essere ancora più numerosi entro il prossimo 7 giugno, quando fra Belluno, Feltre e Cortina in contemporanea in tutta Italia scatterà la 9ª edizione della Lunga Notte delle Chiese, una notte bianca con concerti, visite guidate e altro ancora all'insegna di una ritrovata spiritualità. Musica, spiritualità, ma anche arte pittorica, scultorea, architettonica e tutto che parla praticamente di un mondo che desidera elevare l'uomo. Monsignor Giacomo Mazzorana dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Belluno Feltre parla con entusiasmo della ricchezza di contenuti dell'evento, nato in sordina 9 anni fa sull'onda emozionale della Lange Nacht der Kirchen austriaca e che solo lo scorso anno ha raggiunto 130 diocesi in tutta Italia ed oltre 150 chiese. Come diceva Sant'Agostino, Dio è più intimo del più intimo di noi stessi, per cui cercare quello che all'interno abbiamo, la sete di gioia, di felicità, di senso della vita, la si trova proprio soprattutto attraverso la via della bellezza. Motore dell'iniziativa è Belluno la Notte, che dagli eventi in piazza per i giovani ha elevato il suo scopo. Quest'anno fil rouge della Lunga Notte delle Chiese è Trovami e nasce da un sondaggio fra le realtà che ogni anno vi partecipano. Questa iniziativa nasce proprio dalle comunità, dalla volontà delle persone di unirsi a questa grande rete che si è creata negli anni, questo bisogno di spiritualità che spesso magari oggi confondiamo con meditazione, invece sono 2 cose diverse che è bene dire e bene sottolineare. Si segnalano tra gli altri il concerto del coro Mani Bianche che si esibirà per i sordomuti nella chiesa di San Giuseppe e il concerto della Hospital Jazz Band composta da musicisti sanitari dell'Ulse Dolomiti nella chiesa di San Bartolomeo a Salce. Sigillo di garanzia per la Lunga Notte delle Chiese, il patrocinio del Dicastero di Cultura e Educazione del Vaticano. Al di là di quello che tanta gente può dire, che la gente non è lontana, quando si offrono occasioni di vera spiritualità, di vera arte, di vera bellezza, la gente e soprattutto anche i giovani sono attratti. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buona serata con Antenna 3, arrivederci.